Quale futuro? Ricominciamo dall'etica. Questo è il titolo del convegno che ha avuto luogo mercoledì 3 dicembre al Polo Tecnologico e Scientifico di Ca' Foscari a Mestre. Un momento di confronto e dialogo promosso dalla Fondazione Brusutti con lo scopo di intraprendere un'ampia riflessione su un tema cruciale per la società umana alla luce dei numerosi e tristi fatti di cronaca che sempre più affollano la nostra realtà. Credo che oggi aver organizzato questo appuntamento si è colto un tema di grande attualità, soprattutto in una realtà che è stata toccata nell'etica proprio per i fatti che sono accaduti, che portano tutti i soggetti, istituzioni pubbliche, private, categorie, uomini, donne e perché no i giovani, visto che ci troviamo nella sede dell'università, a riflettere e a porsi tutta una serie di domande di perché debbano succedere simili fatti e che cosa significa etica per ognuno di noi. I giovani, punto di partenza per la costruzione di una società nuova fondata su valori e regole ben definite. L'etica l'hanno trattata un po' tutti, da Madre Teresa di Calcutta ad Agostino, al grande Platone e a Socrate, solo che fanno parte di un sistema trasformato in quasi morale, in moralismo e quindi dimenticato. Noi vogliamo dire che prima delle scelte politiche, prima addirittura della scelta istituzionale, c'è la responsabilità morale, la responsabilità personale da cui poi scaturisce l'etica. Agire dunque con un'opera culturale capace di rivoluzionare la percezione della società e la nostra, la società italiana, da un recente rapporto sulla corruzione sembra essere la peggiore in Europa, paragonata addirittura alla Romania. L'Italia non è un paese più corrotto degli altri perché la gente sia più cattiva o più disonesta, anche se magari il senso civico di alcuni paesi nordici è superiore al nostro, ma lo è perché vi sono molte più opportunità per i pubblici ufficiali e gli amministratori di servirsi di una normativa che sembra fatta apposta per incoraggiare la corruzione. Il problema dell'etica è che spesso ci si richiama all'etica, si fanno grandi discorsi sull'etica come se l'etica fosse l'etica e... Il problema è che l'etica fa parte dei vari comportamenti, delle varie azioni. Il problema è la dimensione etica di ogni agire umano. Quello credo, se cominciamo a capire questo, forse un passettino in avanti, con calma lo si può fare. L'opera della Fondazione Brusutti continua con un ciclo di conferenze i cui focus saranno i temi particolarmente sentiti dalla società civile veneta.